Ragazzi, buon pomeriggio. Cafano Cavra Casa Schiatta. Io in questo momento sto nella mia bella, tra virgolette, Yaris. Sto andando Lidl a fare poche spese perché mo a che sturzo sta bello quieto come piace a me. È un po' un orario ancora, come si dice, la controra. Noi a Napoli diciamo l'orario della controra. Ragazzi, comunque oggi tengo pochi trip perché sono uscita fuori al balcone, guaglio che i piccioni se ne sono andati, si sono fatte rosse, mi hanno abbandonata, ma vi rendete conto, mi hanno abbandonato i piccioni, io mi ero affezionata, se ne sono volati, hanno fatto loro, hanno fatto un nido, io comunque li ho accuditi pure un po' a modo mio ovviamente. Io ho messo un po' d'acqua, ogni tanto le andavo a controllare, quando ha piovuto i giorni scorsi ho cercato di tenerle al riparo. Io sono fatta così, per me gli animali sono tutti uguali, non riesco a fare male, manca una formica, manca una mosca. Infatti pensate voi che l'altra sera a casa mia è successo un putiferio, perché all'improvviso ho scoperto che mi era entrata una blatta in casa, è successo 48. Si è rutato palazzo, perché io ho proprio la fobia per questi animali, una repulsione per questi animali, eppure sono impotente, perché quando un animale X si avvicina, sì, a me mi fa schifo, però io non riesco a ucciderlo, comunque non riesco a fargli del male. Ragazzi, per non va portare a lungo, chi lo scarafone è scomparso e io me ne sono scappata in un'altra stanza, poi ho giuro in un'altra stanza chiusa rind. Avevo proprio il terrore di uscire e di incontrarmi con questa specie del terzo tipo, insomma. Ragazzi, Tom gli ha dato una caccia senza tregua. Tom e Topolina, devo dire, addestratissimi, perché lo sanno che se non mi prendono le blatte il periodo estivo gli tolgo i viveri. Stanno già avvisato. Niente, nel video che vi avevo fatto Tom la stava cercando perché in quella stanza in camera da letto evidentemente lui ha avvertito che stava questo mostro, perché io li chiamo così mostri. Ragazzi, comunque gli hanno dato una caccia spietata, lui e Topolina. Un giorno, dopo 2 giorni, praticamente Tom l'ha trovata. Tom l'ha trovata e l'ha catturata. Guarda, ci ha già panassato a Tom. E niente, era veramente grossa. Guarda che schifo, mamma mia. Un essere abominevole. Un essere abominevole. Vabbè, ragazzi, proprio diciamo che a Blatt ma poteva crescere. La cosa erano i piccioni. Già a casa mi pare zoo, perché tengo canarina. Poi vi racconterò del canarino, guarda, c'è sta proprio a Murico canarino per quello che fa. Poi c'ho i gatti, vabbè, poi ci stiamo noi, insomma, noi 3. La casa, diciamo, è abitata da parecchi personaggi. Niente, quindi diciamo che a Blatt proprio, sinceramente, con tutto il cuore, ma proprio non me la poteva adottare. Voglio comunque a Blatt è passata a miglior vita, come era giusto che sia, perché io o me ne vira a casa o se ne vesse. Ragazzi, mi raccomando, seguitemi e iscrivetevi, o volete capire che vi dovete iscrivere, o comunque continuate a vedere i video e niente, mi facete contenta così. Tutte cose che mi stanno succedendo, a me ne facete un regalo, fatemi contenta, ecco. Vabbè ragazzi, vi saluto, se no cambio chiudo il supermercato. Ciao ragazzi e buon proseguimento di pomeriggio a voi. Ciao, da quando ce vo.